Siamo arrivati nella parte operativa, sono con un giovane che ci prepara la ricotta. Come ti chiami tu? Carmelo Alaimo. Carmelo, da quanto tempo ti occupi di questa pratica? Io già quando avevo 5 anni andavo in campagna con mio nonno e i miei zii perché sono appunto un appassionato di campagna, di animali, è la mia vita. Ecco, vediamo che stai ruotando, ma cosa succede? Che ora, una volta salita la ricotta, ora tiriamo fuori questo bastone che si chiama rotola e la ricotta poi la mettiamo nelle fascelle. Quindi questo contenitore che una volta, adesso è in plastica, ma una volta era in canna. Una volta era in canna, sì. Quindi come si fa? Vediamo. Allora ora prendiamo la ricotta, piano piano. Tutta la parte che affiora, no? Tutta la parte che ha fiore la andiamo mettendo nelle varie fascelle. Quanti litri di latte ci sono dentro questa? Qui ci sono circa 120 litri di latte, E quanto ricotta tireremo fuori? circa 15 kg. Quindi un 10-12%. Sì, sì. Quanto dura la procedura per realizzare appunto la ricotta? Circa un'oretta. Quindi dopo si porta ad ebollizione. Ad ebollizione, sì, e circa in un'oretta facciamo formaggio e facciamo ricotta. Questa è la procedura per la ricotta. Per il formaggio invece cosa si fa? Per il formaggio invece aggiungiamo l'acqua calda a 40 gradi e separiamo la parte solida dalla parte liquida. La parte liquida la mettiamo qui appunto per fare la ricotta aggiungendo il latte, invece la parte solida la mettiamo nelle fascelle che possono essere o di plastica o di giunco. Un bel giove la voleva ben baciare. Se t'han baciato niente importa, prendi il lume e va a dormire. Di mattina ben buon'ora. Ricotta fresca, ricotta infornata, ricotta primo sale, cosa cambia? Allora, quando è bella tenera la mettiamo in queste fascelle più piccole, appunto per uso alimentare, invece quando la facciamo indurire di più la usiamo, la asciughiamo e la aggiungiamo il sale e la usiamo per metterla sulla pasta, per fare pasta a forno. Quella che vediamo in questo contenitore, come si chiama questo? Questo si chiama fascella di legno. Una fascella di legno. Sì. E invece una volta ottenuta la forma, per ottenere la ricotta infornata, come si fa? Per ottenere la ricotta infornata appunto la mettiamo in un forno che può essere a legna e la inforniamo e la facciamo asciugare. Carar montagna ardessa e da mia, carar montagna.